65 opere di 30 artisti di avanguardia saranno i protagonisti dal 16 ottobre della mostra d'autunno di Palazzo Zabarella. Modigliani, Picasso e le voci della modernità dal Museo LAM segnano una collaborazione con un'istituzione chiave sulla scena culturale europea, il Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d'Art Contemporain e d'Art Brut di Lille, nato dal lascito di Geneviève e Jean Mazurel, membri di una nota famiglia di tessitori del nord della Francia. Tra le opere anche quelle lasciate in eredità da Roger Dutilleul, uno dei più importanti collezionisti di Modigliani, e proprio Modigliani con Picasso saranno i grandi protagonisti della mostra. Una grande mostra con i grandi pittori affermati, Picasso, Modigliani, ma anche con altri fenomeni, voglio dire, di movimenti, di avanguardie, incredibili, perché è il secolo, il Novecento, che ne ha di più rispetto al passato. Con Modigliani e Picasso, Georges Braque, il fauvismo, Fernand Léger, il tubismo, ma anche Miro e Crépin. Sarà l'occasione per vedere attraverso quindi gli occhi di questi collezionisti che hanno lasciato l'opera al Museo di Lille tutta una serie di dipinti, di sculture che ricostruiscono la vicenda delle avanguardie storiche e dell'arte contemporanea in Francia dai primi del Novecento fino agli anni 50 del secolo, passando dal surrealismo all'arte astratta e soprattutto a un'esperienza molto particolare che è quella dell'art brut. L'art brut o outsider art resta un'esperienza che per l'Italia rappresenta quasi una scoperta.